Il carburante arrivava dall'est Europa e veniva venduto omettendo il versamento dell'IVA tramite 13 società cartiere sparse in vari stati dell'Unione Europea, riconducibili a 4 imprenditori, 2 padovani residenti a Monselice e 2 napoletani, che sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza di Padova dopo un'indagine lampo durata appena 40 giorni. Oltre agli arresti, 20 perquisizioni a Padova, Verona, Milano, Terni, Napoli e Caserta. Sotto sequestro sono finiti beni per oltre 95 milioni di euro. 95 milioni di euro è il sequestro preventivo, sono stati una parte di questi 95 milioni sono costituiti anche da contante, sono stati sequestrati su un solo conto diversi milioni di euro, 4-5, e avete sentito poc'anzi sono stati sequestrati circa 90.000 euro a casa delle due persone arrestate, titolari dell'impresa di Monselice. L'organizzazione in circa 3 anni ha venduto ad un prezzo competitivo a circa 100 clienti tutti italiani oltre 410 milioni di litri di carburante, emettendo fatture false per operazioni inesistenti e omettendo il pagamento dell'IVA. Una frode per oltre 433 milioni di euro. Le frodi sui carburanti sono un contesto in cui la Guardia di Finanza da parecchio tempo, in particolare questi ultimi mesi, sta ponendo grande attenzione perché sono un vulnus importante per i volumi prima di tutto, e il volume crea ovviamente poi anche ammontare di imposta evasa. Il carburante, venduto in modo illecito, veniva stoccato in un magazzino a Cologna Veneta, di proprietà dei 2 imprenditori di Monselice, a capo dell'organizzazione che in totale gestiva 13 imprese utilizzate come escamotage per evadere il fisco. C'erano 2 napoletani soprannominati o titolare e o ragioniere. Le indagini proseguono per accertare eventuali connessioni con la malavita organizzata. Questo è tutto da accertare, non sappiamo ancora per elementi definiti.